Rocambolesco incidente venerdì pomeriggio alle 17:20 in autostrada A4 tra gli svincoli di Padova Est e Padova Ovest in direzione Trieste-Venezia. Coinvolti un furgone e un'auto, 3 i feriti. Per motivi ancora da accertare, l'auto e il furgone sono usciti di carreggiata finendo tra la strada di servizio e i terreni agricoli che costeggiano l'autostrada. Da una prima ricostruzione, i due mezzi si sono ruotati tra loro e i conducenti hanno perso il controllo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, ambulanze, automedica e delisoccorso. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti che sono stati portati dal SUEM 118 all'ospedale di Padova. Alcuni chilometri di coda si sono formati in direzione Trieste-Venezia, senza però bloccare completamente il flusso. Forti invece i rallentamenti a causa di curiosi che hanno rallentato l'andatura per vedere cosa stesse accadendo in direzione Milano.